È iniziata, si parte qui al velodromo di Palermo. Assessore Mazzara prova ad avanzare, palla dentro, viene chiuso dal difensore, prova ad uscire bene il numero 5 Niceta, palla al DS che allarga sulla destra dove cercare Bronzino, andare in velocità, palla in mezzo, trova poi il compagno forse non voluto, palla che passa, esce allo stesso tempo, la fa il portiere sua, rimessa laterale per scusate, ma la palla direttamente del portiere, e sono una Mazzara che avanza, palla sulla destra, c'è il numero 7 a pressarlo. Che riesce però a fare la sua, tenta il destro da fuori, ancora possessore una Mazzara, palla in mezzo, secondo palo, un'ottima palla, poi riesce a controllare, invece no, perché il numero 11 la fa sua, può adesso partire in contropiede ma costretto a spazzarla via, rimessa laterale per l'Aurora Mazzara. Battuta rimessa laterale, prova a girarsi, mette questo pallone in mezzo ma gira da tutt'altra parte del campo, c'è il numero 7 al pressing, prova a scappare ma dice di no, attenzione adesso perché può andare il contropiede subito dall'ATF, forse qui un po' troppo lezioso a cercare il tunnel, manca la palla, rimane ancora a 3 piedi dall'ATF, prova a scappare via, c'è contatto, arriva il fallo, calcio di punizione per l'ATF. Su TF Sistori, attenzione al rischio, il passaggio, dovete ripartire dietro il numero 3 Pisano, c'è la palla lunga, attenzione perché prova a scappare via, chiuso liscio qui, attenzione perché si fa un'azione pericolosa adesso per ora Mazzara che riesce a passare, c'è il contatto ma l'arbitro lascia il vantaggio, però lo scambio, palla che non passa, TF che recupera il possesso del pallone, deve spazzare via ma sarà rimessa al fondo per l'ATF. Possesso TF, sbaglia il passaggio da terra, salta poi l'uomo, può provare il destro, Velio, non sono tiri che lo impensieriscono questi sicuramente, palla che la fa su tra le braccia, non c'è nulla di pericoloso, riparte dal basso, nel frattempo l'Athletic Club, anzi scusate l'ATF, prova a girarsi, rientra, ottimo la giocata del terzino del TF. Adesso attenzione a Camilleri che può provare ad andare, sappiamo la velocità che c'è questo ragazzo, Camilleri riesce a scappare, poi trova lo scambio, non riesce a passare il pallone, possesso Aurora Mazzara, rientra, rischia, poi lo fa suo, la palla lunga, c'è Camilleri su questo pallone, palla che prende una traiettoria strana, Camilleri poi allunga il passaggio per il numero 9 che prova a prendere il pallone, non ci arriva, ma anche la pericolosità di Manzella lì davanti. Spazio per il pallone tra i piedi, addirittura dalla maglia rosa, a scappare, ci riesce, buona la palla a tagliare in mezzo, poi va fuori tempo lì Fava, ancora una Mazzara col posto del pallone, c'è Camilleri su di lui, viene saltato con una finta, controlla il gioco il Mazzara, non c'è paura di giocare col pallone tra i piedi, ecco palla adesso a sinistra, cerca il passaggio anticipato, poi rimpalla a sfavore ma arriva la palla lì, la finta, il destro, altro tiro velleitario dove sicuramente Velio non viene impensierito, il pallone lo fa suo,
palla lunga, il corpo prova a girarsi, non ci riesce, attenzione perché lui sì invece prova ad andare adesso via, prova a centrare, sette il pallone nella terra, chiude, ottimo, ottima chiusura del numero 5 dell'ATF, anzi no, del numero 2 a quanto pare, è stata ottima la diagonale. Calcio d'angolo Mazzara. Il colpo di testa e arriva il gol qui dell'Aurora Mazzara. Ha segnato il numero 14. Piccola disattenzione qui, quella della squadra Palermitana TF, che viene sorpresa da questo colpo di testa a 6 minuti di gioco. Attualmente TF in svantaggio di un gol. La Mazzara sembra essere scesa in campo con la voglia, con la grinta, con la giusta garra, come si dice nel lessico del calcio. Subito TF che adesso vuole provare ad accorciare il risultato, però lì la Padula, quella che esce fuori, laterale. Palla che esce fuori, messa al fondo per l'Aurora Mazzara. Chiede palla al direttore di gara. Messa a fondo battuta, possesso Aurora Mazzara, palla cerca all'esterno, palla troppo forte però che esce. Prova ad andare via, si gira bene, poi si stori, è in possesso del pallone, viene fermato. Calcio di punizione per l'ATF sul pallone Sistori. Sistori e forse anche Bronzino, finta, Sistori mette il pallone sul secondo palo, un'ottima palla di testa, esce male, attenzione perché lì c'è stata una botta. Botta pericolosa. Il portiere è uscito sicuro. Giovanni Pietro è uscito con i pugni, chiaramente non ha voluto farlo apposta. Spero non sia nulla di grave. Si è rialzato nel frattempo il numero 7 Camilleri. Adesso che è attualmente fuori, l'Athletic Club prende la difesa a 3, perché chiaramente Camilleri essendo un terzino di tale importanza, tra l'altro, che comunque è un giocatore abbastanza valido, l'Athletic è costretto a giocare a 3 adesso. Palla lunga, spizzata di testa, attenzione allora a Mazzara, prova a girarsi, c'è una trattenuta, ma l'arbitro lascia giocare, recupera poi il pallone, scivolata, ci ha provato Niceta, l'arbitro fischia. Calcio di punizione per l'Aurora Mazzara.
Palla battuta, attenzione perché c'è Manzella che gioca dietro, buono il dai e vai. Attenzione perché rischia il difensore della Mazzara, costretto a ripartire da dietro. E Manzella a pressare come un toro su questo pallone. Forza per il pallone, l'arbitro fischia fuori gioco. Battuta, favore fuori gioco, riparte da dietro da Velio. ATF Fava, Pisano rischia, rimessa laterale per l'ATF. Attenzione che ci sono scontri tra il 5 e il 10. Sbaglia la rimessa laterale, non si sarà a cambio, è stata battuta male. Nel frattempo Camilleri ritorna in campo adesso, prova a chiudere, lì Bronzino, poi il destro, l'esterno, non esce di molto la palla. Velio, gira il pallone da Bronzino, salire, gioca vicino, dove c'è Niceta, palla poi lungolinea, fermato, la palla buona per Mancuso. Camilleri che adesso prende la posizione di destra, poi viene chiuso il giocatore della Mazzara, lo stesso ancora bianco. Ecco qui la TFS si fa pericoloso, palla per andare verso Manzella, attenzione perché il rimbalzo frega il portiere che stava rientrando dai pali, poi è uscito, l'ha fatta sua. Però mette giù questo pallone, ma dice di no Pisano. Palla da Camilleri, che prova ad andare via Camilleri, eccolo qui l'importanza di questo giocatore, palla poi dentro a cercare la punta Manzella. Recupera il possesso il Mazzara. Attenzione a Pisano che rischia, si fa fregare il tempo Pisano, ma poi recupera, ma poi perde di nuovo il pallone. Attenzione alla Mazzara che si può fare pericoloso, gira la palla sulla sinistra, ma c'è lì la Padula a mettere muro e dire di no. Camilleri, la Padula lunga a cercare la punta, rientra da fuori gioco, infatti arriva qui calcio di punizione per l'ATF. Attenzione, arriva qua il fallo ai danni dell'Athletic. Posso TF con Bronzino, è buono lo scambio con Pisano che cambia gioco dall'altro lato per cercare Mancuso. Mancuso non controlla bene, palla difficile da controllare. Forse c'è un tocco con la mano, l'arbitro fischia. Sarà quindi calcio di punizione per l'Athletic Club. Sistori allarga il pallone da Bronzino, palla messa in rimessa laterale. Battuta, arbitro fischia, altro cambio. La seconda rimessa laterale cambiata, quella battuta da Pisano che a quanto pare ha difficoltà a battere rimesse laterali. Pisano, attenzione perché può andare il contropiede dell'Aurora Mazzara, ma c'è l'ottima chiusura, ma riesce a tenere bene il pallone, poi spazza via male questa volta Camilleri. Ecco Sistori che mette il pallone giù, recupera il difensore, Sistori prova ad andare via, adesso palla lunga, viene anticipata
gira assista da Bronzino, che può andare Bronzino a cercare il secondo palo, palla che va ad uscire, la fa sua il portiere di Giovanni. Sarebbe il mister dell'Athletic, dell'ATF. Poi prova a scappare, riesce in mezzo a due, attenzione ora Mazzara è in vantaggio con i rispettivi uomini nell'offensiva. L'arbitro fischia però calcio di punizione per l'ATF. Non ho visto bene cosa è successo. Velio, finta pericolosa, Sistori, palla forte e tesa verso il numero 11 Bronzino che prova ad andare via. Bronzino riesce a trovare il compagno, trattenuta, ma tiene il pallone, poi pallone in mezzo, lo lascia scorrere, ci tocca con la mano, l'arbitro lascia giocare. Infatti c'è tutta la panchina che alza il tono della voce. Forse è calcio di rigore, Sistori viene spinto, calcio di punizione per l'Athletic Club. Pisano batte veloce a cercare Sistori, prova a girare il pallone ma si va a prendere il tempo, attenzione al contropiede perché può andare adesso Laura Mazzara, 2 contro 1, si accentra, può provare su Veliu, si mangia una chiarissima occasione da gol l'Aurora Mazzara, poteva andare sul 2-0 e magari dovrà mettere un pochettino più tranquilla la partita sul piano di gioco. Si è divorato il gol, è stato bravo lì Veliu a chiudere chiaramente lo specchio, ma anche l'attaccante qui poteva fare sicuramente molto molto meglio. Possesso ancora una Mazzara, Athletic che TF che deve provare sicuramente a fare qualcosina di più. Prova a girarsi adesso Niceta, riesce a trovare Bronzino e prova a scappare in mezzo a due, tiene il pallone poi lo perde. Allora Mazzara che adesso può andare sulla sinistra, vede il compagno che scivola, poi con un tunnel riesce a passare, vuole provare, poi scivolata, ottima la chiusura di Fava, chiaramente una chiusura essenziale quella di Fava. Direttore di gara che adesso si dirige verso la panchina della TF, non ho capito ben per che cosa. Chiusura essenziale quella di Fava, che chiaramente tiene il risultato sull'1-0. Nel frattempo TF che continua a subire. Sistori va da Fava a cercare la profondità verso Mancuso, attenzione perché c'è campo per andare, Niceta a vuoto, ancora una Mazzara, gira a sinistra il pallone, poi prova ad andare via in velocità ancora una volta col sinistro, calcia fuori il pallone. Perché dobbiamo stare attenti anche al numero attualmente non lo vedo, bisogna stare attenti all'esterno sinistro della Lona Mazzara che sicuramente ha fatto vedere che è molto pericoloso sia nell'uno contro uno che nella velocità, negli spazi. Nel frattempo Lona Mazzara ancora avanti a cercare un'ottima palla esterno destro, palla un po' troppo lunga, palla che esce fuori, rimessa dal fondo per l'ATF. Ecco qui, l'ho trovato il numero 15 Gassama. Attenzione perché in gioco esce Veliu. L'arbitro fischia, fuori gioco. Come dicevo prima, sottolineo la pericolosità dell'esterno sinistro della Roma Mazzara Gassama. Sicuramente non bisognerà lasciargli troppo spazio perché può fare molto molto male. Fava, lungo linea, l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'ATF.
Fava sul pallone. Nel campo a cercare Bronzino di testa, prova a cercare la punta e la trova. Attenzione a Mannezzella che può provare ad andare, poi cerca la palla d'esterno, la palla deve uscire tutta, da qui ho visto benissimo che non era uscita tutta la palla. L'arbitro fischia, forse la sua prospettiva diceva che era fuori, rimessa laterale. Molto concentrato anche l'allenatore Marcoccio Danilo della TF, che sicuramente vuole portare a casa un risultato positivo e non negativo. Adesso partiamo ancora 1-0. Mancuso prova ad andare, gioca vicino al numero 8, a Sarro, che cambia da tutt'altra parte da Bronzino. Buono lo scambio tra i due, attenzione alla TF che si fa pericolosa. Bronzino prova a passare il pallone, non ci riesce, attenzione perché qui è scoperto ATF, può andare l'Aurora Mazzara, è un 3 contro 2, ancora l'11, dentro l'area, punta l'avversario, prova ad accentrarsi, ma c'è Fava che dice di no, e adesso contropiede da parte dell'ATF, allarga il pallone a destra da Mancuso, sono un po' pochi, ma devono provare lo stesso. Mancuso si inceppa il pallone tra i piedi, riesce a tenere ancora il possesso, poi protegge con il corpo. Mancuso rientra, gioca da Camilleri, poi con la finta prova a saltare l'uomo, ci riesce, va via Manzella, riesce a passare, mette il pallone in mezzo, calcio d'angolo TF, si è accesa la fiamma della TF. Bronzino e Sistori alla battuta. Bronzino mette il pallone in mezzo, non c'è nessuno di testa, attenzione perché può andare il contropiede qui dell'Aurora Mazzara che diventa un 2 contro 1, è partito sulla destra, c'è il compagno in mezzo, la passa, è solo! Si divora un gol incredibile, il numero 9 Martinico Michele, ma già battuto l'ATF, può andare avanti adesso Pisano, palla lungolina, cercare Bronzino, eccola tutto in gioco, Bronzino arriva sul pallone, prova a puntare l'uomo, Bronzino prova ad andare ancora a cercare profondità anche se il campo era arrivato, Bronzino poi di corpo prova ad andare via, l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'Aurora Mazzara che si è devorato il numero 9 del Mazzara. Gol che poteva allungare il risultato sugli avversari. Chiaramente l'ha voluti graziare perché da lì è difficile non fare gol, è un rigore di movimento, anche più avanti del dischetto di rigore. Chiaramente avrà preso qualche zolletta il pallone, dando in modo che il pallone si alzasse, quindi aver di calciare così alto. Palla che esce fuori, rimessa laterale per l'ATF, che deve provare assolutamente anche loro per portare un risultato positivo a casa, i padroni di casa di oggi. La Mazzara sicuramente tanto di cappello perché è una squadra che a quanto pare gioca come prima, con la partita che abbiamo visto prima, sfrutta molto i contropiedi, mentre l'ATF acciacca un pochettino attualmente sull'offensiva, mentre a livello difensivo non sta lavorando tanto bene, sta rischiando di prendere quasi sempre la ripartenza, già 2-3 ripartenze le ha prese, ha rischiato di pagare il conto, ecco. Fortunatamente gli avversari hanno graziati. Nel frattempo TF mette il pallone in mezzo di testa, ci arriva sempre il solito Manzella, la palla che esce fuori, rimessa dal fondo.
spazza via il portiere. Pisano di testa, fermato, calcio di punizione per l'ATF. Anzi no, per Loro Mazzara, mi è sembrato per l'ATF. Battuta malissimo questa punizione. Ci ha provato l'11 a prendere questo pallone, non ci riesce. Rimessa laterale, palla per Manzella che lascia scorrere dove c'è Mancuso che viene anticipato. Passa via il pallone di testa, chiude Fava. L'arbitro fischia, fuori gioco di rientro, chiaramente. Sistori. Fava. Chiaramente Sistori, il regista della squadra, poi palla lunga a cercare Mancuso. Troppo difficile da toccare questa pallone. Dobbiamo stare attenti anche al numero 10 Mancuso, si deve accendere. Se si accendesse lui, chiaramente lì in avanti darebbe grandi problemi alla difesa. Il problema è che non gli sta arrivando il pallone nei piedi. TF che sta faticando un pochettino, ma chiaramente la partita è ancora lunga per definire il risultato, ma nel frattempo la Mazzola che parte, non dico in contropiede, ma era partita bene, allarga sulla destra, prova ad arrivarci in velocità, la tiene in campo, va il raddoppio dell'ATF, c'è Pisano nel frattempo che prova a recuperare questo pallone, poi trattenuta, ottimo, qui poi con esperienza a prendersi questo calcio di punizione. Sistori, palla lunga, rischia qui Pisano, si è rimessa a 3 per la Mazzara. Laterale battuta al pressing di Manzella, riesce però a tornare indietro Laura Mazzara. Palla sulla sinistra, colpisce male. Laterale per i padroni di casa. 5 minuti di ritmo un po' calato. Non è il ritmo che era quello prima di questi 5 minuti. Attenzione a Laura Mazzara che si fa ancora pericoloso. Ottimo, poi la diagonale di Pisano a chiudere. Non ci arriva Camilleri su questo pallone. È regolare, dice il direttore di gara. Vuole provare a puntare l'uomo. Arriva un contatto. Calcio di punizione per la Mazzara. Punizione per la Mazzara. Punizione dove non c'è nessuno, c'è Velio che la fa sua. Allunga adesso il pallone Velio a cercare la solita punta che riesce a tenere il controllo. Manzella prova a scappare la prima volta, la seconda volta viene chiuso in scivolata. Bronzino alla battuta. Sistori. Pisano. Rischia qui Pisano, attenzione alla Mazzara, si rifà di nuovo il contropiede, ma Pisano dopo l'errore recupera in maniera pulitissima. Attenzione anche a Velio lì, che nello spazzare il pallone colpisce l'avversario. Rischia tantissimo l'ATF. Fava
palla lunga a cercare Camilleri, attenzione perché la palla cade nei piedi dell'attaccante Laura Mazzara, riesce a spuntarla la TF con un sombrero. Camilleri prova ad andare via dove c'è Mancuso, palla adesso che cade dai piedi di Niceta, c'è fallo, l'arbitro fischia, calcio di punizione. Sistori, Bronzino prova ad andare lungo linea, Bronzina viene fermato, poi con un tunnel un numero riesce a saltare il numero 5 Niceta, spazza via il portiere, di testa Niceta, è buono il pallone per Manzella, non c'è fuorigioco, invece sì, dice il direttore di gara, chiaramente la prospettiva da qui a lì cambia. A me è sembrato molto regolare, l'arbitro chiaramente avrà visto male da lì, di fuorigioco, sarà palla inattiva per l'Aurora Mazzara. Palla lunga, tesa, rasoterra, Sarro colpisce il pallone, ma ancora possesso Aurora Mazzara, palla dentro, ottima la chiusura di Fava, essenziale Fava in quella difesa. Poi palla lunga, cercava Mancuso, attenzione perché si può fare adesso Mancuso, prende il pallone, ottimo Manzella, può provare a dare questo pallone a Mancuso, palla chiaramente lungo, chiude bene il difensore con una finta, con una serie di finte, lascia Mancuso lì, costretto per mettere in rimessa laterale, TF che avanza, si deve ancora chiaramente svegliare, deve accendere del tutto la fiamma, la TF, ma una volta accesa difficile spegnerla. Prova a girarsi Manzella, entra dentro l'area di rigore, non era Manzella, scusa, era Mancuso che riprende ancora il pallone, alza il pallone per Manzella, c'è Bronzino, deviazione, palla che esce e riesce a passare, ma c'è il portiere che la fa sua, poi c'è Bello che deve uscire e rischia, la fa sua. Sistori, di nuovo da Velio, Fava, Pisano, rischia ancora Pisano, rimessa laterale. Nel frattempo già c'è il primo cambio a quanto pare per l'Aurora Mazzara. Esce il numero 9, è uscito l'attaccante dell'Aurora Mazzara, il protagonista dell'errore fatto sotto porta. Non capisco questo cambio perché al 30° minuto di gioco, chiaramente forse non starà tanto bene. Possessore la Mazzara del non entrato, numero 23. Cassama va a scappare, ecco cosa intendevo prima per non lasciargli lo spazio. Ottima la palla per l'11, il destro, ed è un grandissimo gol, ma soprattutto un grandissimo assist quello di Gassama. Adesso Atletic che si trova in serie difficoltà, deve recuperare dei gol per pareggiare la partita. Una Mazzara che comunque sta facendo vedere di che pasta è fatto, sta facendo fare tanta fatica all'ATF. È arrivato un grandissimo gol del protagonista, anche lui, di Cascio Riccardo, ma chiaramente il merito va soprattutto a Gassama, che si è inventato veramente un'azione che in questa categoria è difficile vedere. Adesso Bronzino si fa avanti l'ATF, palla che rimane lì, prova a passare poi Niceta, viene fermato, protegge adesso il pallone numero 10, riesce a uscire ancora ora Mazzara, va avanti, l'esterno, gioca vicino, palla dentro, scoperto lì in mezzo al campo l'ATF, c'è Gassama da quel lato, anche ancora l'ultima palla, Gassama riesce a controllare, rientra Gassama, il destro di Gassama viene chiuso da Camilleri, poi spazza via il numero 8 Sarro, la palla rimane ancora lì alla 3/4 di campo, molto pericoloso ancora Gassama, ancora una Mazzara in possesso del pallone, prova poi a uscire l'ATF, vediamo se ci riesce adesso, in mezzo a tre riesce a passare bene Niceta, ma viene fermato, e palla dice il direttore di gara, non c'è fallo, ancora una Mazzara in avanti, 35 sul cronometro, 2-0, Aurora che attualmente ha il pieno controllo della partita.
sembra essere avanti sotto ogni punto di vista calcistico attualmente. Poi chiaramente, come è imprevedibile il calcio, non possiamo sapere come andrà a finire, se poi tutta questo grande giocare poi magari può calare, può aumentare quello dell'ATF. Tutto da vedere, tutto da scoprire. Nel frattempo Manzella qui va a vuoto, con molta calma il centrale dell'Aurora Mazzara tiene il controllo d'esterno, ottimo passaggio, adesso gioca bene l'Aurora Mazzara. Riesce a uscire bene il numero 10. Allora Mazzara che va avanti, palla lungo linea a cercare il numero 2 che prova a mettere in mezzo questo pallone che arriva tra i piedi di Gassama e prova ad andare via con un numero, ancora Gassama in mezzo a 3, tiene il pallone, parte dietro, palla poi girata all'altro lato ma esce bene Pisano, può partire il contropiede adesso della TF, palla per Manzella, palla difficile da controllare, prova ad andare via Manzella, viene fermato, laterale per l'ATF. Terzo cambio chiamato dal direttore di gara per quanto riguarda le rimesse laterali. Credo che qui anche l'ATF ha qualche piccolo problemino con le rimesse laterali. È un peccato perché comunque perdere il possesso di palla così è un po' fastidioso. Allora Mazzara che continua ad avere il possesso del pallone, Mancuso alza il piede, lo prende, controlla in mezzo a 3, riesce a uscirne illeso. Adesso palla all'ATF, a cercare Bronzino, chiuso, anticipato, laterale ATF. Palla lunga battuta, palla che cade nei piedi di Nicetà, gira dall'altra parte da Camilleri, ottima il cambio di gioco, Camilleri poi mette in mezzo a rimorchio, Mancuso prova a fare scorrere il pallone, ma attenzione, Gassama che perde un pallone pericolosissimo, poi lo recupera, ancora Mancuso, si accentra, gioca dietro, da Sistori il destro, messo male col corpo, calcia fuori, rimessa al fondo Aurora Mazzara. Quasi 40 nel cronometro, partita che sta giungendo, anzi no, prima frazione che sta giungendo al termine di questa gara. Il Soto che parla chiaro, 2-0, quello dell'Aurora Mazzara che sta facendo una gran bella partita, non perché sia di parte. Spazio del portiere Bronzino, di prima cercare Manzella, attenzione perché era un'ottima palla, l'arbitro fischia, fuori gioco, è giusto qui, l'ha azzeccato buono questa volta il direttore di gara, Manzella stava rientrando dal fuorigioco, poi chiaramente palla che esce fuori e sarebbe stata rimessa per l'ATF, ma come regolamento è giusto che l'arbitro fischi, quindi sarà punizione per Laura Mazzara che è già battuto. Pisano con le braccia prova ad allontanare il numero 11, l'ultimo tocco appunto è suo, rimessa laterale per l'ATF, questa volta è battuto bene Manzella, chiuso, Mancuso in mezzo a 2 prova a passare ma viene ancora fermato. Ramazzare ha preso il pallone, palla lunga, cercare la punta, il neo è entrato, è buono l'appoggio, palla che va verso Gassama, di testa chiude la Padula, la palla che rimane lì, ancora Gassama, serie di finte, la Padula questa volta non ci casca più,
poi spazza via il pallone, attenzione all'ATF che può farsi pericolosa. Mancuso allarga il pallone verso Camilleri, può salire, cerca Manzella che non riesce a controllare il pallone, ancora una volta fermato, sta facendo fatica Manzella con il difensore centrale avversario. Comunque Manzella molto forte come punta, sa il suo, sa fare molto bene, solo che questa volta sta facendo fatica. L'arbitro lascia giocare a Ramazzani in avanti, rientra sul destro, poi cerca di tornare, passa il pallone, mette in mezzo il pallone sul secondo palo, il destro non si coordina bene con il corpo, colpisce male il pallone, palla che esce fuori, rimessa dal fondo per l'ATF. Possesso DF, si va dalla Padula, il cambio gioco da Sistori, Bronzino nel frattempo si sovrappone, ecco qui Bronzino, Manzella ancora una volta esce bene il difensore centrale, quasi quasi infastidio Manzella, attenzione perché ha recuperato il pallone Manzella, poi cerca il passaggio, il corridoio era ottimo, l'idea arriva poi la trattenuta, l'arbitro fischia, calcio di punizione per la Mazzara. Lunga a cercare Gassama, chiude Camilleri, Niceta finta, palla per Sarro, la Padula sale, la Padula rischia il passaggio, la palla rimane lì, l'arbitro lascia giocare, palla cerca il Bronzino, colpisce male il pallone, attenzione perché può andare adesso l'ATF, grandissima occasione da gol, Bronzino mette il pallone in mezzo di testa, la palla rimane lì, non è riuscito a impattare bene il pallone Manzella, peccato, si era aperta la difesa avversaria per un errore difensivo. Questo sarà calcio d'angolo per l'ATF, c'è già Sistori alla battuta. Magari anche un gol alla fine della prima frazione farebbe molto comodo. Schema dell'ATF. Bronzino che non è arrivato con cattiveria lì, ha accarezzato praticamente il pallone, tiro velleitario che arriva alle mani del portiere, sicuramente non impensierito. Di testa, ottimo Niceta a chiudere, rimessa laterale per Laura Mazzara. E come dicevo prima, sarebbe molto importante un gol adesso, prima di andare negli spogliatoi, quello dell'ATF. Ricorda la palla Niceta, palla Mancuso che può andare, c'è Gassama su di lui, inceppa sul pallone Mancuso, viene fermato ancora una volta, Aurora Mazzara che va avanti, palla sulla destra a cercare l'esterno, c'è Pisano, buono lo scambio Bronzino, l'ultimo tocco è suo, attenzione perché la palla non è lì, poi spazza via Pisano, Manzella più avanti di tutti chiaramente. Cambia tutto, gioco all'altro lato, palla in mezzo, di testa lontana Pisano, ancora possesso Mazzara, con molta calma gestiscono la partita, stanno giocando davvero molto bene. Di tacco è buono l'appoggio, è ottima l'azione, poi il tunnel riesce a passare, attenzione perché c'è Nentato che può andare, ma c'è Velio che esce e la fa sua. Ci sono applausi da parte della tribuna chiaramente, perché ora sta facendo un gran bel gioco per adesso, sta controllando bene la partita. Niceta, Mancuso, palla che esce fuori, rimessa laterale per Laura Mazzara. Io credo che un gol dell'ATF spezzerebbe a metà quello che sta facendo Laura Mazzara. Chiaramente il TF che se dovesse fare un gol gli servirebbe l'adrenalina, cercherebbero subito l'altro gol, mentre Laura Mazzara magari andrebbe a calare. Comunque
ok, è tutta questione di mentalità, ma a 17 anni comunque quello che c'è per il campionato che è, anche un gol potrebbe fare male. Palla che esce, anzi no, palla che rimane in campo ma viene spinto il difensore di Fava. Si partirà per un calcio di punizione per l'ATF, scaduto il 45 minuto di gioco. Non ho capito l'arbitro quanto ha dato di recupero, ma credo che si mette il fischietto in bocca. Infatti finisce un minuto di recupero dato dal direttore di gara, piccolo break 10 minuti e poi siamo subito pronti per iniziare a raccontare la storia di questo secondo tempo. Siamo qui con mister Mignone dopo l'ottima vittoria del Castellammare sul CUS per 3-0. Mister, innanzitutto complimenti, oggi la squadra ha girato davvero bene, è stata in controllo della gara fin dal primo momento, nonostante ci siano stati durante la partita diversi momenti nei quali era complicatissimo giocare per via delle condizioni del tempo. Sì, grazie. Infatti so che gli altri due anticipi del nostro girone sono stati sospesi, era oggi veramente complicato, però abbiamo chiesto all'arbitro che ci ha detto di giocare compatibilmente con la situazione contingente, abbiamo cercato di farlo meglio possibile e chiaramente il gol di Musso dopo un minuto ha reso le cose un po' più facili perché questa partita nascondeva molte insidie, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla al primo tentativo e da lì la squadra si è sciolta perché veniamo da un momento un po' complicato nelle ultime 5 partite, la seconda vittoria, però bene, sono contento, bella reazione. È una gara che toglie un po' le castagne al fuoco dal punto di vista della classifica, 3 punti importanti, anche perché, come ha detto lei, sono arrivati in un momento complicato non solo dal punto di vista dei risultati, dei punteggi, ma anche per le diverse assenze. Oggi non c'era Messina, molti erano acciaccati, però anche chi è entrato alla panchina ha risposto presente. Sì, non siamo nelle condizioni ottimali, in questo momento stiamo facendo di necessità virtù per quanto riguarda la rosa che è un pochettino corta, però non cerchiamo alibi, come ho detto ai ragazzi prima della partita, non cerchiamo alibi, non cerchiamo scuse, andiamo in campo, giochiamo al meglio delle nostre possibilità, oggi lo abbiamo fatto bene e lo faremo bene anche in futuro. Credo che la classifica va guardata nel suo complesso e bisogna considerare che nelle ultime 5 abbiamo incontrato Licata e Marsala, non eravamo dei fenomeni quando abbiamo cominciato il campionato, non siamo diventati dei brocchi adesso, ci giocheremo le partite con tutti, con le nostre forze. Mister Angelo Tomasello, 2 partite contro il Licata, in entrambe le volte si può riassumere con a voi gli applausi e a loro i punti. Eh sì, come dire, la forza di queste squadre è questo, diciamo, saper sfruttare le occasioni che hanno. Chiaramente io oggi posso solamente essere orgoglioso della gara dei miei ragazzi. È stata anche una settimana particolare in cui abbiamo perso anche un giocatore per noi molto importante, Kevin Girgenti, quindi siamo in un momento, diciamo, di mercato un po' particolare, ci stiamo riorganizzando dal punto di vista proprio offensivo, però i ragazzi hanno fatto una partita gagliarda, peccato per l'episodio soprattutto del primo gol, lo voglio rivedere perché, diciamo, chiaramente queste disattenzioni poi si pagano contro queste grandi squadre, però nonostante questo i ragazzi hanno saputo tenere botta, abbiamo pareggiato e abbiamo tenuto bene, peccato poi alla fine subire il gol, però ripartiamo con la convinzione di aver fatto anche oggi un buon lavoro. Chiaramente non portiamo a casa punti, però pensiamo alla prossima. Ecco, sono partite che danno, appunto, come dicevi tu, consapevolezza, anche perché comunque è una squadra che comunque avrà una veste completamente ancora diversa nelle prossime partite, che comunque nonostante le difficoltà se l'è giocata ad armi pari per gran parte della gara contro un avversario che sulla carta è considerato quasi imbattibile. Sì, grazie per questa considerazione. Devo dire che i ragazzi hanno saputo tenere botta, hanno saputo, come dire, difendersi nel momento in cui c'era da farlo, hanno saputo palleggiare, provare a fare la partita quando ci è stato permesso di farlo, e quindi sicuramente questo è un elemento che
mi lascia ben sperare per il percorso che dobbiamo portare avanti da qua alla fine della stagione. Ecco, ti faccio una domanda un po' maliziosa adesso, considerando come si muove e come si evolve sempre la classifica, e considerando che ancora ci sono 13 partite da giocare, la guardi la classifica, la guardi la possibilità che anche i playoff non sono così lontani? Ma guarda, sinceramente, sarò sincero, non la guardo tanto la classifica perché noi dobbiamo fare un percorso che ci deve portare a quello che è l'obiettivo stagionale. Non sarà semplice, non è semplice perché le squadre sono tutte attrezzate, anche chi in questo momento è dietro di noi, quindi qua c'è un campionato in cui ogni gara ci sono punti da poter prendere, quindi noi dobbiamo pensare solamente partita dopo partita con l'obiettivo di raggiungere il nostro obiettivo che quest'anno rispetto agli anni precedenti non si potrà raggiungere velocemente per via della nuova regola, come sappiamo, per cui non dobbiamo fare calcolo, non dobbiamo ragionare guardando troppo avanti, ma pensare solo alla partita successiva. Mister Lillo Bonfatto, altra partita tesissima col Bagheria, forse anche memoria di quello che è successo all'andata, altra partita molto bella tra due squadre, vittoria pesantissima, vittoria importantissima. Allora, noi intanto sapevamo di affrontare una squadra che secondo me, come ho detto nell'anteprima, è una squadra che gioca bene a calcio, ha tanta qualità, soprattutto in questo campo, un campo largo, profondo e soprattutto come terreno di gioco veloce, poteva metterci in difficoltà e così a tratti è stato, però devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno tenuto bene il campo, sono stati un'altra squadra quando prende il pareggio in quel modo dopo aver sbagliato tanto il primo tempo, perché abbiamo preso poi 2 traverse, qualche gol l'abbiamo sbagliato. Si può disunire, invece devo essere onesto e devo fare complimenti a questi ragazzi che non hanno cercato in tutti i modi di portare a casa la vittoria e così è stato. Poi il calcio è anche divertente, si diverte anche a creare trame interessanti, il Camarat che vi ha inflitto la prima sconfitta stagionale in campionato e anche la squadra che ferma il Marsala e vi fa allungare in classifica. Sì, abbiamo visto che il Marsala ha perso, allunghiamo, però ripeto, già le avevamo 9 punti di vantaggio qualche settimana fa, poi hanno recuperato, sono stati bravi loro, forse siamo stati meno bravi noi, però ora adesso dobbiamo cercare di continuare quello che stiamo facendo, forse non basta, dobbiamo fare sempre di più e già domenica abbiamo una partita molto complicata contro un Musilmeri che è una squadra forte, organizzata e quindi sicuramente sarà una partita difficile, però noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene in tutta questa settimana e partire con la mentalità giusta, perché la nostra mentalità deve essere sempre quella di cercare di ottenere sempre il massimo e voglio fare un appello, abbiamo bisogno pure dell'aiuto del nostro pubblico. Ecco, ti interrogo su qualche individuo, non mi soffermo sui vecchi perché ormai è storia nota, si parla di loro da anni, mi soffermo sui giovani, in particolare altra grande prova di Greco in mezzo al campo, ma anche bell'impatto di Bennici perché è entrato nell'azione del gol e poi anche nel finale ha preso qualche fallo, è stato importante. Assolutamente, diciamo che Bennici si sta allenando da poco con noi, il ragazzo ogni giorno che passa cresce, ovviamente è merito suo ma anche merito dei ragazzi, dei grandi che lo aiutano in tutto e per tutto e quindi pian piano si sta creando il suo orticello perché quando è chiamato in causa fa sempre la sua onesta partita. A me non piace parlare di singoli, però Greco sappiamo è uno di quantità, è uno che non si sacrifica tanto. Sappiamo che siamo un gruppo forte, oggi mancava qualche giocatore importante, però il gruppo è sano, il gruppo è unito, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e quindi dobbiamo cercare di continuare su questo passo e non possiamo decelerare. Con mister Cammarata, dopo l'importantissima vittoria del Camarat in casa contro il Marsala, mister, innanzitutto complimenti, questi vengono davvero al cuore perché oggi la squadra ha messo grinta, ha messo determinazione, ha messo letteralmente tutto in campo per portare a casa 3 punti che alla fine sono meritati. Sì, devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione sotto l'aspetto agonistico del cuore. Giocavamo contro una grande squadra, una squadra veramente costruita bene, che fa un buon calcio, però i miei ragazzi hanno dato tutto e a parte i primi 15 minuti dove siamo andati un po' in difficoltà, poi è stata una partita equilibrata dove diciamo che abbiamo fatto la grande partita. 7 giorni fa, se si ricorda, avevo detto che dopo quelle vittorie a Licata e a San Vito la stagione sembrava fosse cambiata. Erano arrivati 6 punti importanti e bisognava confermare con un'ottima prestazione contro il Marsala, a prescindere dal risultato. È arrivata la prestazione, è arrivato il risultato, adesso
Dove può arrivare veramente questo Camarat? Ma guarda, noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ogni partita per noi deve essere importante e poi alla fine faremo i conti. Noi dobbiamo allenarci giorno per giorno sempre per migliorarci e per avere i nostri obiettivi personali, fare un gran campionato, ma senza l'allenamento quotidiano non si va da nessuna parte. Ultima piccola domanda dal punto di vista più tattico. Oggi abbiamo visto una squadra mutaforme, a volte difendeva a 4, la maggior parte delle volte invece gli esterni facevano un lavoro importante, Spinelli da una parte e Cacchioro dall'altra. Questi giocatori che sanno interpretare più ruoli, che sanno dare il volto che vuole in base al momento della partita, questi possono fare la differenza. Sì, perché ormai il calcio di oggi non è più posizionale, ma in base ai movimenti della squadra che fai, puoi diventare a 4, puoi costruire a 3, puoi costruire a 5, dipende come ti muovi e gli altri si devono muovere di conseguenza. Ho fortunatamente una squadra che ha voglia di migliorarsi giorno per giorno e questo mi semplifica le cose. Siamo qui con il direttore generale del Camarat, Gioacchino Privitera. Direttore, innanzitutto complimenti, è arrivata la terza vittoria consecutiva e il calendario non vi aveva messo contro squadre facili, Licata, San Vito, ora Marsala. Queste gare, queste settimane hanno fatto vedere il reale valore di questo Camarat. Beh, l'avevo detto nell'intervista passata a San Vito Lo Capo. Il valore di questa squadra è alto, i ragazzi si stanno davvero impegnando tanto, abbiamo raccolto il massimo di 3 sfide impossibili, diciamo, sulla carta, però siamo molto contenti e fiduciosi perché dopo un girone di andata un po' problematico la vera forza dei ragazzi sta venendo fuori, il frutto dello staff tecnico, del mister Cammarata, e siamo davvero orgogliosi di avere una squadra del genere perché lotta su ogni pallone e mette in difficoltà qualsiasi squadra. Questa vittoria è proprio dedicata ai tifosi, a Cammarata, a tutta la città, perché le altre 2 importantissime erano arrivate comunque fuori dal catino di casa. Oggi davanti al proprio pubblico la squadra non ha fallito l'appuntamento. Beh, ci tenevamo tantissimo a regalare ai nostri tifosi una giornata così bella e importante perché ci seguono ovunque, perché oggi hanno dimostrato davvero l'attaccamento alla squadra. Ecco, a differenza di altre piazze Ci risiamo, siamo di nuovo in campo per iniziare questo secondo tempo. Altri 45 minuti di gara, chissà cosa avrà detto il mister Marcoccio negli spogliatoi per far sì che l'ATF provasse a vincere questa partita. È iniziata 0-2 risultato, attenzione perché perde subito il pallone, c'è il pressing alto, quello della Roma Mazzara che batte lunga verso Cassama, di tacco alza Camilleri, poi palla che esce, rimessa laterale per la Roma Mazzara ancora una volta. Ecco la carica del CT Marcoccio. Palla a cercare Cassama, chiuso, ottimo. Poi Camilleri spazza via il pallone a cercare Manzella che prova col piede di testa questo pallone. Ancora una volta il difensore fa fare fatica su di lui, Pisano lo spinge, lascia vantaggio il direttore di gara. Palla lunga a cercare il 23 che controlla male il pallone, si trasforma in un passaggio, rimpallo a favore, in mezzo a 13 a passare, poi spazza via la Padula.
quello scambio, palla che esce, rimessa laterale, quella di a favore dell'ATF. Adesso squadra che ha preso un'altra forma a quanto pare, che Camilleri sembra essere più alto, la Padula sembra aver preso il posto di difensore centrale accanto a Fava, mentre Pisano terzino sinistro. Adesso bisogna capire che l'esterno sinistro sarà Bronzino, infatti. Forse TF che sta optando per la difesa a 3 a quanto pare, da capire meglio quando difenderanno, vediamo. Magari è stata un'impressione mia. Nel frattempo TF che è avanti col pallone, altro laterale per il rosa, per i padroni di casa. Zoom un pochettino così magari si vede meglio. Attenzione allora Mazzara che adesso parte in contropiede da Gassama, che sicuramente in velocità può fare male. Palla che va molto più veloce di lui, palla che esce, rimessa per il rosa, va alla Padula alla battuta. Parte da Velio che spazza via il pallone a cercare l'esterno Bronzino. Ottimo qui il numero 10, il disimpegno, gioca all'esterno, buono lo scambio, ottimo poi l'anticipo di Niceta che prova ad andare con tutta velocità verso il fondo campo. Palla adesso a Mancuso, allarga a Camilleri, controlla Camilleri, prova a puntare l'uomo, Camilleri sulla destra mette il pallone in mezzo, non c'è nessuno, arriva con tutta velocità Manzella, portiere che la fa sua, è uscito benissimo sulla conclusione di Manzella. Poi Velio di testa allunga il 23 che a campo libero è tutto solo, parte il sinistro da fuori, non di molto, ma Velio comunque c'era in caso questa palla fosse andata verso il 7. Possesso TF, rischia la Padula, comunque l'impressione mia, sempre a 4 la difesa. Tunnel di Camilleri, ottimo gesto, vantaggio quello di l'arbitro lascia ancora giocare. La Padula prova a controllare questo pallone, poi copre col fisico in mezzo a 2, costretto a buttarla avanti la palla che esce fuori, messa laterale. Potrebbe battuta da Gassama per girarsi, poi ottimo qui Fava che fa fallo, però calcio di punizione per il Mazzara. Calcio di punizione, palla morbida in mezzo, la finisce la retta piccola dove lì Velio la può fare sua. Poi cercare Mancuso, trova Niceta, prova a recuperare il pallone Bronzino, arriva il fallo, batte veloce qui la Mazzara, ma batte male. Sarro costretto a ripartire dietro da Fava. Di testa fortuna qui l'ATF, allarga il pallone per Manzella, ottimo l'intervento difensivo del numero 15 ATF che adesso si fa avanti, sta cominciando ad aumentare il ritmo adesso l'ATF. Palla per Bronzino, troppo lunga il pallone, palla che esce fuori, messa laterale per i bianchi. Ottima anche la prestazione del 15 in difesa, come ho già sottolineato, anzi no scusate, non è il 15,
Da qui è un po' difficile vedere i numeri. Palla per Gassama, ottima la sponda, ma c'è Camilleri con molta calma. Sistori rientra dietro, serie di finte, rischia qui il numero 5 Niceta, ma riesce a trovare il passaggio ancora per Sistori. Bronzino mette questo pallone in mezzo dove c'è Mancuso, riesce a prenderla. Attenzione Gassama, trova la palla per la punta che è molto veloce rispetto a Pisano, è solo col portiere il destro, l'ha toccata Velio, ma arriva il 3-0 del numero 11 dell'Aurora Mazzara. Doppietta per Cascio. Adesso Mazzara che lunga di un altro gol, risultato di 3-0. Siamo ancora al 50esimo. Come dicevo prima, TF che ha qualche problema con le ripartenze. Comunque è stato un contropiede fatale. Squadra altissima, difesa altissima, addirittura erano ancora molto prima della metà campo. Sicuramente è qui TF che si demoralizza. La Padula alla battuta, testa Sarro, alla meglio, ancora possesso della Mazzara, c'è una piccola spinta, l'arbitro fischia, calcio di punizione per l'Aurora Mazzara. ...53 sul cronometro. Palla all'autore di due reti. Cascio. Spinto. Calcio di punizione. Palla in mezzo. Chiude Fava. Saranno 3 i cambi, anzi 2, quelli che arriveranno dall'ATF proprio lì, pronti a bordo campo per entrare, provare a cambiare le sorti di questo match. Altra scivolata, l'arbitro lascia giocare questa volta, non c'è nulla, dice si è messa 3 per l'ATF, anzi no, dargli messa 3 per l'Aurora Mazzara. Ancora Fava una volta, indeciso qui a spazzare il pallone Bronzino, si prende un calcio di punizione, batte Sistori, riparte dietro dove c'è Fava. La Padula rientra, lascia di Gassama, rischia, attenzione perché c'è a campo per andare, allarga il pallone per Sistori, un po' troppo lungo, c'è Bronzino, prova a girarsi Manzella che vuole fare tutto solo, Manzella prova a rientrare, ancora pressato da un ottimo difensore, poi di testa, ottimo Fava anticipare, ancora Fava, questa volta a vuoto, ma c'è Sistori che recupera il pallone, adesso palla dentro, palla che arriva tra i piedi di Manzella, ancora TF in avanti, Manzella prova a coprire il pallone, riesce a girarsi il destro, esce fuori, rimessa al fondo. Dieci minuti trascorsi dall'inizio del secondo tempo. Testa chiude Camilleri per la Padula, mette giù Mancuso in due su questo pallone, riparte da dietro la Padula e spazza via Velio. Manzella fa rimbalzare il pallone, copre con il corpo, sono in due, riesce a girarsi Bronzino, prova ad andare, palla troppo dietro, ma attenzione perché si trova un corridoio per Sarro,
Ottimo intervento difensivo, poi l'arbitro fischia, calcio di punizione per Laura Mazzara. Arriva il primo cartellino giallo della partita per Bronzino. Marcoccio che si lamenta col direttore di gara nel frattempo. E più attenzione. Arrivano i primi due cambi della partita da parte dell'ATF. Vediamo se riusciranno a cambiare le sorti del gioco. Entrano il 20 e il 17. Non ho visto bene chi è uscito. È uscito Sistori, poi palla dentro, spazza via il pallone. Bronzino vuole andare via in velocità, rimessa laterale per l'ATF. Messa laterale per la nuova Mazzara. Là dentro. Di testa, spazio il pallone, mette giù, eccolo qua Gilia. Ottimo il cambio di gioco. Ancora Gilia, fermato questa volta, ottimo atto di gioco. Può andare in velocità via il numero 11, molta spinta c'ha, però metterla in mezzo se di finta, poi c'è il raddoppio, perde il pallone, sarà rimessa dal fondo per l'ATF. È uscito credo il numero 8 Sarro, anche dall'ATF, ed è entrato Troia. Cioè, perché è tutto regolare, invece no, il fischia fuori gioco. Un'ora terminata qui al velodromo. Attenzione perché c'è Gassama, esce bene Velio, mette giù Camilleri, fermato questa volta Gilia. Gassama di tacco, si sta mettendo un'ottima giocata, ma recupera bene Gilia, appena entrato, forza fresca, palla per Manzella, ancora chiuso, mette giù il pallone, lo alza con un campanile all'indietro, viene saltato, altro va vuoto, ancora Gilia, la padula su Gassama, gira il pallone sulla destra, è buono l'appoggio del pallone, ci deve essere lì Pisano, il destro, Veliu pronto a dire di no, ancora la palla Gassama, mette giù, poi tenta il sinistro, la fa sua Veliu. Ancora una volta chiuso Manzella, poi palla lunga, cercare Mancuso, ecco qui Manzella prende il pallone, Manzella, c'è solo a destra il compagno Camilleri, con la punta dell'uomo Camilleri,
Ancora Camilleri. Si allunga il campo, essere raddoppiato. Camilleri mette il pallone in mezzo. Chiuso. Riesce a uscire Laura Mazzara, poi arriva il fallo, è scivolata. Quello di Fava. Che prende il pallone ma prende anche la gamba. Di conseguenza l'arbitro fischia. Arriva un altro cambio da parte dell'ATF, entra il 16 ed esce Bronzino. Entra Cangemi. Con il numero 16. Calcio di punizione per la Mazzara, palla lunga. Ma cerca di uscire il numero 20, ma c'è Camilleri che può tranquillamente coprire con il corpo. Palla che esce fuori. Rimessa dal fondo. Pisano. Palla lunga, cercare Manzella. Questa volta alla meglio, forse c'è una ginocchiata. Una ginocchiata sulla schiena. Calcio di punizione. Marcoccio che grida a gran voce al direttore di gara di darsi una sveglia. Magari voi non lo sentite, ve lo riferisco io. Calcio di punizione battuto, girato da Camilleri che controlla bene il pallone. Poi perde Camilleri il pallone del contropiede della Mazzara. Viene fermato. Rimesso a dare il pallone. Questa lunga battuta. Manzella non riesce a recuperare il pallone. Altra palla alta. Chiude Fava. Di testa poi Niceta. Palla lunga, cercata in mezzo. Mancuso il velo. Era giusta l'idea di Mancuso. E palla alta per Gassama. Ancora un'altra lunga. Fanno correre. Chiaro che in attacco Gassama è un punto di riferimento. Ora di partenza. Gli esterni veramente molto veloci. Ora Mazzara. Quindi è chiaro che siano il punto forte della squadra. Gassama riesce a passare. Recupera poi Gilia. Camilleri. Mancuso. La palla arriva nei tre piedi. Riparte dietro Mancuso ma sbaglia il passaggio. Meno male che c'è Fava lì. La Padula. Palla lunga. Attenzione perché è andato a vuoto. Può andare il entrato con il sinistro. Il portiere esce con le mani. Arriva infatti il calcio di punizione. Attenzione perché può arrivare anche un cartellino. Arriva il cartellino rosso. Attenzione perché qui la partita può prendere un'altra piega adesso. Cartellino rosso per il portiere. Che comunque il portiere molto importante. Soprattutto essendo titolare. Lui ha dimostrato quanto potesse fare. Ha salvato parecchi gol. In quelle poche occasioni da gol che ha avuto l'ATF. Adesso si va a fare la doccia il portiere. È uscito, l'ha presa con le mani. Era una chiarissima occasione da gol. Se non ci fosse stato il portiere, quel tocco con la mano, chiaramente quella palla sarebbe finita in porta. Ed è giusto che il direttore di gara estrae il rosso, che comunque è una chiarissima occasione da gol. Non può essere fermata con un fallo di mani al di fuori dell'area di rigore, soprattutto se è il portiere. E quindi adesso Aurora Mazzara che si trova un in meno, ma soprattutto perde un ruolo importante, perde un portiere titolare. Non abbiamo visto chiaramente le capacità del portiere che sta entrando adesso. Adesso il portiere che comunque salterà la prossima partita.
chiaro che può compromettere sia questa che la prossima, ma adesso vediamo di cosa sarà capace il secondo portiere dell'Aurora Mazzara e vediamo se soprattutto, perché è arrivato il momento dell'ATF, è ora, è arrivata l'ora di attaccare per l'ATF, che deve sicuramente prendere al volo questa occasione. Sono sempre 3 gol sotto, è chiaro, ma adesso si può anche fare qualcosina in più. Si deve fare qualcosina in più, anche perché 3 punti sarebbero importantissimi. Cioè, perché adesso si può creare anche confusione. Piccola zuffa tra rosa e bianchi. L'arbitro che magari adesso anche facciamo che ogni scelta del direttore di gara possa compromettere la partita. Questo è poco ma sicuro, quindi speriamo che l'arbitro non sia andato un po' in confusione. In 3 sulla battuta, un gol adesso riaprirebbe totalmente del tutto la partita. Non dico la vittoria, ma anche un pareggio sotto di 3-0 al 67esimo. Il pareggio credo che per l'ATF potrebbe essere una grandissima vittoria raggiungere il pareggio in queste condizioni. Se la partita era 0-0 era chiaro che vincere era l'obiettivo, ma adesso credo che l'obiettivo attualmente è di pareggiare la partita, poi magari sarà quello di pareggiare. Buono lo schema, c'è un tocco con la mano, ma l'arbitro ha lasciato giocare l'Aurora Mazzara, che sale con tutta velocità, perché sono in 4 su quel pallone. Forse c'era la mano attaccata al corpo, non si è visto bene di qua, ma la Mazzara stava ripartendo in contropiede, erano in 5 che correvano dietro questa palla che comunque era lontanissima dall'area rigore da dove è stata spazzata. C'ha fame nonostante tutto l'Aurora Mazzara, e questo è chiaramente da apprezzare. Fosse sempre una Mazzara, in mezzo a 2 riesce a passare, l'arbitro fischia, calcio di punizione, si lamentano i calciatori in maglia rosa. Battuta la punizione, di testa Camilleri allontana, riesce ad avere la meglio dall'Igilia, poi riesce a passare, l'arbitro lascia giocare, Mancuso prova a scappare via, rimessa laterale per l'ATF che sta rispondendo, è arrivata l'ora di testa, prova ad allungarsi il pallone, Litroia riesce a passare, l'ultimo tocco forse è suo, vediamo cosa dice il direttore di gara, sarà calcio d'angolo per l'ATF. Un gol comprometterebbe del tutto la partita. C'è la battuta, Mancuso, palla per Troia che mette in mezzo sul secondo palo, alta la palla, si mette le mani nei capelli, si gira anche verso la panchina. Altri 20 minuti per provare a pareggiare questa partita per l'ATF. Il tempo c'è, e anche tanto. Di scivolata prova a chiudere, ma la Mazzara riesce sempre ad uscire, ad avere sempre la meglio. La tiene in campo il numero 20, palla che esce fuori, rimessa laterale per l'ATF. Attenzione perché l'arbitro sta il cartellino giallo, il secondo della partita, chiaramente il calciatore ha allontanato la palla. È giusta la decisione dell'arbitro.
Altra ammonizione ingenua. Altro cambio per l'ATF, uscirà col numero 5 Niceta ed entra Costa col numero 18. Possiamo dire che l'ATF ha cambiato tutta la linea di centrocampo, quindi i centrocampisti che erano titolari adesso non ci sono più. Arriva anche un altro cambio, esce credo la Padula. Sì, esce la Padula, Camilleri prende la posizione di terzino destro e il numero 19 Bosco va davanti. Non ha ancora cambiato l'attaccante, il mister, forse ci crede ancora a Manzella, che eccolo qui e prende il pallone Manzella. Allora il pallone a Bosco appena entrato, ottima la palla per Manzella che entra in area di rigore, Manzella poi c'è contatto, infatti arriva calcio di rigore per l'ATF e adesso può cambiare tutto. Ottima azione tra Bosco e Manzella, è stato buono l'1-2. Soprattutto Bosco ha dato un'ottima palla e poi è stato bravissimo Manzella che adesso si va a prendere il pallone, lo sradica nelle mani di Troia, mette il pallone nel dischetto, il diretto di gara vuole allontanare tutti, ci sarà molto chiaramente anche da recuperare. E adesso Manzella contro Tumbarello, che è il secondo portiere, sarebbe una bella storia se dovesse capire di pararlo. Manzella parte il destro, portiere da una parte e palla dall'altra. Esulta la tribuna chiaramente per i padroni di casa. È arrivato il gol del più aspettato, quello di Manzella, risultato che adesso accorcia 3-1 e adesso sicuramente si trasformerà in una partita ancora più divertente di quella che attualmente abbiamo visto, perché adesso l'ATF credo che andrà a 1000 dopo questo gol. Ci può provare, ci può riuscire, ci deve soltanto credere di più l'ATF. Palla buttata via dall'esterno del Mazzara, Pisano protegge ma protegge male, Scevelio, meno male che si mette davanti il pallone, non c'è nulla. E poi su TF Mancuso si va a prendere il pallone addirittura davanti alla difesa, allarga il pallone verso Camilleri, è buono lo scambio, Gilia, eccolo Bosco che può puntare l'uomo, Bosco rientra, ancora Bosco poi prova a passare, perde il pallone, adesso contropiede Laura Mazzara, l'ultimo tocco forse è da Laura Mazzara, vediamo cosa dirà il direttore di gara, infatti arriva la palla per Bosco che è già battuto lungo, a cercare Troia, arriva il fallo, calcio di punizione per Laura Mazzara. Cambio per la Laura Mazzara, è arrivata anche Laura per loro. Adesso provare magari a difendersi, perché come ho già detto tantissime volte qui tutto può cambiare, perché ancora l'ATF deve fare qualche cambio. Si stanno infatti riscaldando altri due giocatori dell'ATF. Credo che ad uscire manca Manzella, Mancuso, Fava, Pisano e Camilleri, gli unici che non sono stati sostituiti attualmente. Palla lunga di testa Pisano, anzi no, Fava è stato sostituito a quanto pare. Pisano rientra con molta calma, riparte dal numero 13. Schiazzano, rientra Camilleri, ha preso coraggio adesso l'ATF, gioca a destra da parte di Gilia che mette questo pallone in mezzo magari un po' troppo fuori aria,
possesso ancora una Mazzara, chiude tutto, però bene lì il numero 16 Cangemi. Possesso TF, ora Mazzara credo si sia fermato. Gira il pallone da Bosco, che può andare. Bosco rientra, è buona la palla, poi il velo! Ancora Bosco che va a vuoto. E attenzione al contropiede, deve stare sempre attento al contropiede, però l'ATF. Perché comunque se vogliono fare gol proveranno sicuramente a essere più offensivi, quindi chiaramente difesa più alta, qualche uomo in meno dietro. Mancuso, c'è libero Gilia, a destra da Camilleri, TF che adesso fa un gioco più composto, palla per Bosco che prova a passare, palla per Gilia, è buono lo scambio, Camilleri mette il pallone in mezzo, Troia non arriva. Attenzione perché la TF sta attaccando, quella fiamma di cui parlavo all'inizio della partita mi sa che si sta accendendo, non si è ancora accesa del tutto. Mellipelli, attenzione perché spazza male il portiere, poi tenta il destro ma si trasforma in un passaggio, ha provato da lontanissimo, si mette con il corpo, viene fermato, l'arbitro fischia, calcio di punizione per la Nona Mazzara. Adesso chiaramente perde tempo la Nona Mazzara. Attenzione perché trasforma il tiro! Ma che gol ha fatto! Ma che gol ha fatto il numero 16, ragazzi? Non me l'aspettavo completamente. Si è inventato un gol incredibile. Interisano da lì, da centrocampo. Chiaramente va a abbracciare a tutti nella panchina. E adesso dopo che prendi questo gol all'80°, chiarissimamente difficile da mandare giù. Ma soprattutto il morale dei giocatori qui cala tantissimo. Non è stato chiaramente un errore di Velio, perché comunque la palla ha preso una traiettoria strana. Velio, per quanto abbia saltato, abbia provato a toccare il pallone, l'ha toccato ma non è riuscito ad allontanarlo. 4-1 comunque il risultato all'80°, gol che sicuramente fa male per i padroni di casa, che stavano cercando, si stava accendendo quella fiamma che adesso credo che si possa spegnere direttamente del tutto. Gol pazzesco, forse credo che sia stato il gol più bello del campionato finora. L'ha uscito fuori dal cappello. Altro cambio no? C'è Troia. Fallo, calcio di punizione. Il numero 21 che esulta come se fosse un gol. Altro, e ce le ha spesso il numero 16 a quanto pare, queste palle lunghe fanno male. Camilleri, palla lunga, a cercare di destra Troia, scusa, Bosco recupera il pallone bene con il corpo, Bosco prova a infilarsi in mezzo a tre, pure perché Bosco comunque ha tante qualità, l'ho visto giocare spesso e credo che sia valido, mi chiedo com'è che non giochi titolare. Non so se paragonarlo a qualcun altro che è in campo di quando lui è in panchina, ma se andate a provare, attenzione che ha battuto il calcio di punizione. Calcio di punizione, fallo di Mani, quello di Manzella. 4-1, scaduto anche l'80°, siamo quasi all'82. Partita molto difficile per l'ATF. È una Mazzara che è scesa dal primo minuto, è scesa in campo con grande voglia, con attenzione perché la palla passa, non c'è fuorigioco chiaramente, mette giù il pallone, prova a metterlo in mezzo, attenzione perché è deviato, c'è Velio che questa volta la fa sua.
Adesso Giria deve provare a far salire la squadra. Troia, c'è un tocco con la mano, l'arbitro fischia, infatti calcio di punizione per l'ATF. In mezzo al campo c'è Mancuso che vuole il pallone, ma se la prende Gilia e cambia tutto dall'altro lato. Controlla con il petto, gioca vicino, prova a scappare, si mette bene la difesa del Roma Zara, ma esce ad andare via con un numero, palla che si trasforma per un tiro, è arrivato il gol, eccolo qui, l'errore del portiere, peccato adesso mi viene da dire, per quanto riguarda il gol subito poco fa da metà campo sul calcio di punizione, perché a quest'ora parleremo di altro sicuramente. Parleremo di un risultato che direbbe 3-2, mancano ancora 8 minuti alla fine della partita. Lì la partita cambierebbe di tantissimo, cambierebbe tutto. Ma invece no, non è quella la storia che voleva il calcio, è questa la storia che il calcio vuole. Magari vuole un destino più bello per l'ATF, magari un pareggio, una vittoria al 93esimo, dico, è tutto possibile come dicevo prima. 4-2, e come dicevo pure prima, l'importanza di un portiere è tanta, perché qui l'errore è costato caro, qui è stato un errore particolare, sicuramente adesso vedendo l'errore l'ATF deve provare comunque a calciare di più in porta. Riesce a passare Manzella, si è sceso lui, ancora Manzella, entra dentro l'area, non c'è calcio di rigore, solamente calcio d'angolo, forse invece no, una rimessa dal fondo per la Roma Mazzara, considerando che almeno ci saranno 5 minuti di recupero, quindi ancora un altro quarto d'ora bello pieno c'è per recuperare. Palla lunga, rischia il 15 ma gioca in avanti da Troia, ottimo il controllo, prova ad andare via ma viene fermato, poi c'è una trattenuta ma l'arbitro lascia giocare in mezzo a 3, prova a passare Veronica, riesce a trovare il passaggio, c'è chiaramente fuori gioco. Chiede la distanza il direttore di gara al numero 20. Palla direttamente in mezzo che c'è Bosco che non arriva di testa. Ancora possesso TF. Sale col pallone tra i piedi, poi non capisce il movimento di Troia. Altra palla spazzata. Adesso la Mazzara si sta difendendo con le unghie e con i denti, perché ogni pallone che toccano lo buttano via, lo allontanano subito. TF che può andare avanti. È buono lo scambio. Mancuso può calciare. Trova il passaggio bene lungo linea. L'ultimo tocco rimane lì. Ancora il pallone. Poi c'è Bosco a tutta velocità che chiaramente fa fallo. Calcio di punizione per la Roma Mazzara. Ci crede Marcoccio, che comunque abbiamo visto pochissimi cambi della Roma Mazzara, no? Ne avrò contati sì o no 2 o 3, se assai. Di un in me. Ah, infatti qua c'è l'altro cambio. Esce un gran bel giocatore. Esce il numero 11 per la Roma Mazzara, autore di una doppietta, un gol più bello dell'altro, molto veloce, molto tecnico come giocatore, molto bello da vedere. Palla che arriva dalle parti di Velio e mette giù e gioca per Pisano. Mazzara che infatti sta tutta dall'altra parte di metà campo, non attacca più, si è fermato, palla lunga verso Troia, troppo lunga la palla che esce fuori, rimessa laterale per la Roma Mazzara. Però così la Roma Mazzara si schiaccia e chiaramente regala molte più palle all'ATF e così facendo
l'ATF ha sempre più probabilità di attaccare e anche più probabilità di fare male. Più attacchi, più aumenti la probabilità chiaramente di fare gol, al di là di tutto di come va. Secondo me sta sbagliando l'approccio Laura Mazzara in questi ultimi minuti. Nel frattempo avanza di qualche metro Laura Mazzara, 87 sul cronometro, quasi scaduti i minuti regolamentari. Si butta giù il numero 20, dice di alzarsi il numero 15. Mancuso a sinistra, riparte dietro da Pisano e deve provare a mettere questo pallone in mezzo, pallone che si inceppa, Pisano alza questo campanile, Bosco spizza di testa, era ottimo il passaggio, era ottima l'idea. Rinvia allontana il portiere, devono attaccare però la palla i giocatori dell'ATF. Catenaccio quello della Mazzara. Troia si fa anticipare, attenzione perché può partire il contropiede, beh, in caso dovesse riuscire ad andare arriverebbe esausto in attacco. Rimessa per la Mazzara. Palla lunga battuta, di testa, palla che esce fuori. Rimessa laterale. Però passa di tacco non ci riesce, l'arbitro lascia giocare. TF che può andare in contropiede. Cusimano allarga a sinistra. Dall'altra parte del campo a cercare il numero 15. Una Mazzara che esulta come se fosse un gol ogni pallone recuperato, ogni contrasto vinto. Sempre Mancuso che sbaglia il controllo. Una Mazzara che può continuare a difendersi. Tempo che scorre però. 5 saranno i minuti di recupero dati dal direttore di gara su questa partita. Attualmente ferma sul 4-2. Palla in mezzo sul secondo palo. Portiere, attenzione che esce indeciso. Mette giù il pallone. Non riesce ad avere fortuna a controllarlo bene. Pisano alza questo campanile, poi anticipa. TF che si va pericoloso in avanti. Alza questo pallone in mezzo. Attenzione perché c'è Bosco che non arriva su questo pallone. L'arbitro fischia. Rimessa laterale ancora per l'ATF. Vidardita alla battuta. Mette pallone in mezzo, di testa spizzata, attenzione perché il portiere è indeciso di uscire o meno, arriva il destro, spazza via in tempo. Il numero 6 che attacca. Mi sorprende molto come il Mazzara sta continuando comunque a correre. Attenzione perché rischia qui l'ATF. Mazzara che può andare in contropiede, ma mi sembra comunque difficile. L'unica cosa mi sa che sarà a perdere tempo. Prova a scappare via, poca velocità, è stanco, ma c'è bisogno dietro di lui. Temporeggia il Mazzara, ma viene recuperata la palla da Mancuso. Attenzione perché adesso può provare ancora l'assalto l'ATF. Non dico l'ultimo, ma dico l'assalto. Manzella riesce a passare, va via Manzella, dentro l'area Manzella, ancora Manzella, palla destra, può metterla in mezzo,
mette questo pallone in mezzo, partita proprio rovesciata, attenzione perché ci arriva un colpo in testa forse. Sarà calcio di punizione per Laura Mazzara. Altra grandissima occasione da gol, poi soprattutto un'ottima costruzione quella di Manzella. Ora capisco perché il CT non l'ha fatto uscire. 92, altri 3 alla fine di questa partita. Più passa il tempo, più si riduce la probabilità di pareggiare. Cioè non è detto che è impossibile. Battuta lontanissima la palla, attenzione perché può passare, ma c'è il colpo di testa di Pisano. E corre ancora il numero 20. Schiazzano. Palla a destra da Villardita. Gioca vicino da Manzella che prova a passare. Riceve una pallonata ma si rialza. Palla ancora in possesso dell'ATF. Con Bosco. Passa questa palla. Ottima la prestazione del numero 14, Laura Mazzara, che sta veramente controllando bene la difesa. Il 14 è Veltri Barraco. Quasi sorprendente. Villardita mette in mezzo questo pallone, di testa Bosco non arriva. C'è fuori l'aria il numero 13, ma attenzione perché c'è un calcio di punizione da posizione veramente pericolosissima adesso. Chiaramente il gioco è fermo, si recuperano eventuali minuti persi. Deve fare gol ora l'ATF per provare a pareggiare la partita. Ormai non la puoi più vincere. La puoi pareggiare. Nel momento in cui la pareggi puoi provare l'ultimo assalto, puoi provare l'assalto finale per l'ultimo minuto. Piccola zuffa lì nel frattempo in mezzo al campo. Ci sono degli strattonamenti. A 2. Il tempo dice che la partita è finita. Siamo 95 sul cronometro. L'arbitro ha dato un altro minuto in più, quindi è come dico io. Fai gol ora e poi provi l'assalto finale. Pareggiare questa vittoria è una grandissima vittoria per l'ATF. Peccato per l'approccio iniziale, perché chiaramente non è invincibile il Mazzara, assolutamente. Sbagliato l'approccio l'ATF nel modo in cui è sceso in campo. Parte il destro, traversa, arriva il gol, è arrivato il gol, ha segnato Bosco. Attenzione perché adesso 4-3, non è ancora finita, ma soprattutto c'è ancora un minuto di gioco, raga. C'è ancora un minuto di gioco per l'ATF per provare a pareggiare questa partita. Se dovesse pareggiarla mi sembra di stare in una barzelletta, una storia, raga. Ultimo assalto, butta la palla in rimessa laterale. L'arbitro l'aveva detto poco fa, è rimasto un minuto, deve fare il gol adesso l'ATF. Chiaramente adesso c'è confusione. Pisano 97 quasi sul cronometro. È finita.
è uscito vincitore il Mazzara. Peccato sì, perché se non ci fosse stato, ripeto, quel gol da centrocampo sul 3-1 parleremo di altro, ne sono consapevole. Quel gol ha spezzato un pochettino l'adrenalina che aveva l'ATF, che comunque sta andando forte. Poi il gol, il 4-3, un minuto io non l'ho visto passare. Se fosse passato poteva far giocare altri 30 secondi di direzione di gara. Ho deciso invece di fischiare prima. Come dire, siamo arrivati ai titoli di coda. È stato un piacere commentare con voi questa partita, una bellissima partita. Una partita particolare, perché questa è una partita particolare, non è una partita che vedi tutti i giorni, no? Nonostante non ci sia stato il pareggio o il ribaltone, ma comunque è stata una gran bella partita. È stato un piacere con voi commentare questa partita, amici di Sport Sicily. Ci vediamo presto per raccontare un'altra storia di calcio, un'altra pagina. Buona giornata a tutti e arrivederci.